Lei cosa farà col suo albero di casa? Terrò le luci accese, ma magari solo qualche ora, non come il solito. Diminuiremo probabilmente l'orario, ecco, quella è un'alternativa. Però eliminarla del tutto penso dispiacerebbe un po' a tutti. Non l'ho mai fatto l'albero di Natale, per cui non... Però le luci le accendo e anche la caldaia, non c'è problema. Un po' di risparmio sì, sicuramente, però adesso è Natale, un po' di luci ci vogliono anche. Mettiamo tutte candele, vede là ci sono tutte le candeline, i portacose e veniva illuminato con le candele e abbiamo risolto il problema. Anzi, diventa più bello. Lei lo farà l'albero a casa? Sempre albero di Natale, presepio e tutte quelle robe lì, guai. Può essere, sono anche divertenti avere le candele e anche fanno atmosfera, per cui forse va bene così. Se posso cerco di risparmiare, quindi di non accenderlo, visto che c'è questa crisi e spero che tutti quanti seguano un esempio un po' più, diciamo, limitativo rispetto alle luci degli altri anni. Mi sembra giusto, insomma, è un impegno doveroso per tutti quanti per contrastare l'aumento dell'energia.